Ragazzi, bentornati su Real Napoli Football e come potete vedere si riparte dalla Divisione 6 dopo aver fatto 3 vittorie di fila in Divisione 7, quindi abbiamo conquistato subito i 9 punti e siamo approdati in Divisione 6, adesso ne servono altri 9 per approdare in Divisione 5. Chiaramente non sarà facile, come sempre, speriamo di fare un altro bel filotto di vittorie, vediamo innanzitutto chi ci capita chiaramente come avversario. Intanto oggi è stato no. Avversario trovato. Bene. Barcellona-Napoli. Barcellona-Napoli. Giochiamo al Camp Nou che, come sappiamo, in realtà lo stanno demolendo per fare il nuovo stadio del Barcellona, che sarà, penso, veramente spettacolare. Veramente spettacolare. Allora, qui abbiamo un maestro a terra e gioca Olivera. Gli altri sono tutti ok, meno male, tutto a posto. Loro, Inzaghi, Bellingham, Messi, De Paul, Rabiot, vabbè, insomma, c'hanno un po' di fenomeni. Pare che ci siamo. Barcellona-Napoli, ragazzi. Vediamo che succede. Just a moment. È pronta a regalarci tutte le emozioni che ci si aspetta da una partita inaugurale. Molte le squadre in campo. Si parte, io stavo cazzo scrivendo un messaggio. Si parte, prova a partire forte il Barça, Giannino lo ferma subito e guadagniamo anche fallo laterale. Poi palla per Rachmani, sbaglia Rachmani, io ho sbagliato la connessione, porca puttana. Ecco perché va un po' a scatti. Vabbè. Nell'intervallo devo passare dal wifi all'ethernet, faccio sempre la stessa minchiata, ragazzi, fatta spesso. Intanto il Barça prova a ripartire, Lobotka recupera palla, prova a far partire il Ciuchi Lozano, il Ciuchi sulla fascia, se ne va Lozano, dribbling di Lozano, il cross, Kvaratskhelia, niente da fare, Lobo non arriva sulla palla, un po' di, non dico confusione qua, ma un po' di stranezze. Ostigard ferma Messi, prende palla su Zielinski che appoggia, qui c'è Kvaratskhelia che ha un po' di campo. Attenzione, Kvara, dribbling di Kvara, incredibile, Kvaratskhelia, il cross, chissà, provare ad anticipare Maignan ma non ci è riuscito. Di Lorenzo prova a chiudere su Bellingham, ci riesce alla grande, ma col fallo. Zielinski prova a contrastare, niente da fare. Olivera prova a chiudere, Rachmani, gran chiusura, e poi Lobotka, palla per Anghissà, Osimhen, grandissimo cambio di gioco verso il Ciuchi Lozano che prova ad andarsene. Lozano, Anghissà la ridà a Lozano che la appoggia a Di Lorenzo che crossa troppo su Maignan che la tocca e guadagniamo un calcio d'angolo abbastanza insperato, sono sincero, abbastanza insperato. Attenzione, Lobo prova ad andare da Osimhen, attenzione, Osimhen prova a spizzare, non ci riesce, spero sia nostra, no, che cazzo, e invece no. Zielo recupera palla, grandissima palla per Kvaratskhelia che appoggia Anghissà che vede dentro Osimhen, ma è fallo su Anghissà che aveva tentato l'imbucata pazzesca verso Osi. Zielinski, ci può provare Zielinski dalla posizione sulla barriera, peccato, succederà più forte, una ciovata terra. Kvaratskhelia prova il dribbling, questa volta fermato, ma ancora fallo, ottimo, ancora fallo su Olivera, no, su Kvaratskhelia, scusate. Bene, Lobotka, che cazzo faccio, proprio là se la mette, vabbè. La palla arriva a Giannino Di Lorenzo che allarga verso il Ciuchi Lozano, proviamo a imbastire, Lozano cross in mezzo, c'è Anghissà ancora e poi Lobotka che però non riesce a fare un cazzo. Attenzione, deve tornare Giannino, c'è Ostigard che chiude su Messi alla grande. Kvaratskhelia ha provato a dare subito a Osimhen, ma anticipato Osi.
Attenzione Ostica, devo assolutamente cambiare connessione. Zielinski, Kvaratskhelia appoggia alla grande per Olivera che cambia tutto verso il Ciuchi Lozano che mette a terra il Ciuchi, appoggia per Anghissà, dentro ancora per Lozano. Peccato davvero, ragazzi. Ostigard ancora a svettare, a recuperare palla. Kvara appoggia ad Anghissà, dentro per Lozano. Lozano il cross in mezzo, c'è Osimhen anticipato dal difensore. E poi arriva Lobotka che prova a sparare. Calcio d'angolo. Stiamo giocando bene, ragazzi. Stiamo giocando assolutamente bene. Lobotka prova ad andare ancora ad Osimhen che prova a spizzarla verso il Ciuchi. Che cazzo ha preso Maignan? Ma che cazzo ha preso Maignan? Lobotka ancora verso Osimhen che prova a spizzarla ancora di nuovo. Arriva Zielu, fermato sul più bello. Prova a ripartire il Barça, attenzione a Inzaghi, c'è anche lo Ostigard in copertura. Rachmani. Mamma mia. Ce la caviamo qui e guadagniamo anche fallo laterale. Olivera per Ostigard che spazza, fa bene anche se la palla non arriva a nessuno. Recupera Anghissà per il Ciuchi Lozano che prova a far partire Osimhen in profondità. Ha provato la gran giocata il Ciuchi. Lobo di testa. Olivera recupera palla, prova a darla a Kvaratskhelia, ha fermato Kvara. Anticipato più che altro, più che fermato. Poi Giannino, colpo di testa, bravissimo. Anticipato Anghissà, prova Di Lorenzo a recuperare ma si fa anticipare, sbaglia tutto. Attenzione Rachmani, c'è Ostigard e poi rilancia fuori Rachmani. Anghissà non arriva sul pallone ma ci arriva Osimhen. Olivera e Kvaratskhelia che prova a far correre ancora Osimhen dentro in profondità verso Anghissà. Maignan anticipa Zambo. Stiamo riuscendo a giocare abbastanza in verticale e questa cosa mi piace molto. Rachmani prova a chiudere Osimhen, non pensavo la palla fosse mia, onestamente. Prendiamo un contropiede un po' brutto e mamma mia Inzaghi che si divora. Meno male ragazzi, meno male. Che cazzo si è divorato Inzaghi? Ho sbagliato, io non volevo passarla lì, vabbè. Lobo prova ad andare da Giannino Di Lorenzo che va da Lozano ma molto male. Di Lorenzo stavolta bene da Lozano che apre per Zielinski per Osimhen che vede qui c'è Kvaratskhelia prova il dribbling, fermato da Pavard. Gran recupero di Lobotka, palla per Osimhen, appoggia per Kvara, non ci riesce, poi la palla arriva a Zielinski, un po' di confusione qui, un po' di fretta soprattutto. Lobotka, Olivera prova a chiudere su Messi, Rachmani su Bellingham, entra Inzaghi. Mi ha fatto tirare da troppo vicino. Manca pochissimo alla fine del primo tempo e devono pensare a capitalizzare questo vantaggio. Prendiamo un gol. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato. Alla fine del primo tempo, ragazzi, peccato. Ostigard palla per Kvaratskhelia, prova il dribbling, niente da fare. Attenzione. E Di Lorenzo rilancia. Fine primo tempo, raga. Torno tra poco che devo un attimo cambiare la connessione. Eccoci tornati ragazzi, in tempo per l'inizio del secondo tempo. Fortunatamente però era necessario io perché andava troppo a scatti. Ostigard, Zielinski, Olivera prova ad andare dentro da Osimhen, anticipato, peccato. Attenzione, grandissimo anticipo di Lobo e poi Zielinski perfeziona fortunatamente il disimpegno. Olivera, se ne va Olivera, attenzione Olivera, prova ad andare dentro, fermato Olivera. Attenzione, recupera palla Giannino Di Lorenzo che l'appoggia al Ciuchi Lozano che prova ad andare da Osimhen, niente da fare.
Provano a ripartire. Olivera di testa verso Kvicia Kvaratskhelia. Dribbling di Kvaratskhelia. Provano ad andare dal Ciuchi Lozano. Pensavo fosse più solo. Attenzione. Anghissà recupera una gran palla. Anghissà al cross in mezzo. Kvaratskhelia per poco. Incredibile. Lobotka. La parata di Maignan ancora. Porca puttana. Io ancora una volta non sapevo fosse mia la palla. Rachmani. Lobotka, palla per Osimhen, fermato Osimhen. Giannino Di Lorenzo, torna anche Anghissà. Di Lorenzo su De Paul, stratosferico ma De Paul recupera palla, attenzione. Anghissà, ancora Di Lorenzo, niente da fare. Olivera di testa alla grande. Zielinski mette giù, prova ad allargare ma è troppo lento, Rabiot brucia praticamente. Pavard, Di Lorenzo, ancora Ostigard, proviamo a mettere fuori finalmente, niente da fare, stiamo ancora un po' soffrendo. Lobotka. L'assistenza a este partido asciende a 96.847 espectadores. Cross di Pavard. Rachmani. Anghissà prova ad andare lungo da Kvicia Kvaratskhelia, gran cambio di Anghissà, Kvara si ferma e poi cambia tutto verso il Ciuchi Lozano che stoppa, mette giù e se ne va. Se va il Ciuchi, dribbling del Ciuchi, incredibile, Lozano, fantastico, Lozano prova il cross, c'è Osimhen! No, che si è divorato Osi, ragazzi. Cosa si è divorato Osimhen? Cosa cazzo si è divorato Osimhen, ragazzi? Kvaratskhelia, attenzione, Lozano! Non ci credo, non ci credo. Non ci credo davvero. Zielinski prova a ripiegare, c'è Ostigard. Prende palla, Olivera, appoggio per Zielinski, subito per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, se ne va Kvaratskhelia che apre alla grande verso Lozano che appoggia ad Anghissà, Anghissà cross in mezzo, calcio d'angolo, il Barça si sta chiudendo bene, si stanno chiudendo bene ragazzi, non posso dire diversamente. Lobotka, Osimhen, da Osimhen non riesce a spizzare, c'è Anghissà che appoggia a Olivera, perché proprio Olivera, non si sa, ancora Anghissà, ancora Olivera, ancora palla persa e ancora un padre eterno che io devo lanciare nell'aria. Rachmani se ne va Inzaghi, l'ha sicuramente visto, mamma mia Meret, meno male che non l'ha visto prima io, perché altrimenti con un passaggio semplice sarebbero arrivati in porta col pallone. Intanto allarghiamo qui per Kvaratskhelia, proviamo a cambiare ancora verso Lozano. Lozano mette palla giù, lo fa qualche cambio, il tempo stringe, sto sbagliando anche tanto. Ostigard, Rachmani, bella chiusura qui, Rachmani allarga per Kvaratskhelia, palla sbagliatissima. Olivera prova a recuperare, Olivera poggia qui per Kvaratskhelia che la dà a Zielinski, Zielinski, dribbling di Zielo, fallaccio su Zielo senza senso ragazzi. Un fallaccio senza senso su Zielinski. È solo giallo, un fallo da dietro senza alcun motivo, cioè senza alcun motivo di esserci. Bah. Vabbè, tanto Zielo è pure stanco. Tra l'altro secondo me si è fatto male. Quindi lo togliamo subito, mettiamo Elmas subito, Mezzala e poi c'è il Ciolito, Politano, ok, ho messo Mezzala. Tolgo Lobo e metto il Ciolito, tolgo Lobo e metto il Ciolito e faccio una formazione un po' più strana a due punte, che solitamente lo so che è un 4-2-4 sostanzialmente. Tolgo pure il Ciuchi Lozano e metto Politano, metto un po' più bassi. Sbagliato io, volevo abbassare un po' Kvara e metterlo più largo anche Kvaratskhelia e devo accentrare un po' i due centrocampisti. È un 4-2-4 un po' strano, io però ci voglio provare perché comunque sto perdendo 1-0, siamo quasi alla fine. Comunque Kvara da calcio di punizione, siamo un po' lontani però. Ok, la tira adesso Politano, tutto a posto, non so perché. E vabbè, lo faccio provare. Politano dalla distanza, altissimo. Raga, sulle punizioni devo
veramente migliora ancora tanto, veramente migliora ancora tantissimo. Tanto Osimhen recupera palla, non ha la velocità di imbucare subito, sarebbe stata un'attenzione. Osimhen qui, palla per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, la ridà da Osimhen che entra in area. Osimhen si divora il gol dell'1-1. Victor Osimhen si divora il gol dell'1-1 e qui ce lo siamo mangiato alla grande l'1-1, ragazzi, lo siamo proprio divorato. Attenzione Kvara, palla per Osimhen, dribbling di Osimhen, prova ad andare largo da Matteo Politano. Politano ancora, Politano, sbagliato il cross, ragazzi. Di Lorenzo prova a recuperare palla, recupera palla Giannino, palla per Anghissà che prova ad andare da Kvaratskhelia, si ferma Kvara, cross di Kvaratskhelia, c'è Osimhen, deviato in calcio d'angolo ancora una volta. Stiamo provando quantomeno a pareggiarla, Kvaratskhelia va da Osimhen, prova a spizzare, niente da fare, vanno addirittura in contropiede, ma Giannino Di Lorenzo pazzesco, palla per Kvara, attenzione Kvaratskhelia, traversa pazzesca di Kvara. E quando è così la partita sa da perdere. Assurda traversa di Kvaratskhelia, assurda traversa di Kvaratskhelia. Ripartiamo, Ostigard, riescono a ripartire ancora con Messi, prova Olivera, niente da fare, Di Lorenzo non riesce a recuperare palla, entrano in area con Messi ancora, Rachmani, Ostigard riesce a spazzare qui, Simeone prende palla, prova a far correre Matteo Politano, prova il dribbling, Politano a giro, Maignan, Politano a giro, Maignan, finisce 1-0, la sconfitta penso immeritata. Mamma mia, quanti gol ci siamo divorati, ragazzi, quanti gol. Vabbè, alla prossima puntata proveremo a prenderci la prima vittoria in questa divisione.